Cari amici, buon lunedì. E non è un buon lunedì per la famiglia di Gianluca Salviato. Non è un buon lunedì perché, come tutti sapete, è stato rapito in Libia. Facciamo il punto su questo fatto, non sulle notizie, ma sul fatto in sé. E cioè, il lavoro non c'è, nessuno va in Libia per il piacere di andare in Libia, è andato in Libia a lavorare. Pensiamoci, ci sono persone che non si arrendono al fatto che non c'è lavoro e che vanno dappertutto a lavorare, nonostante le difficoltà, nonostante una politica estera e del lavoro disastrosa, inconcludente, talvolta miope, talvolta, e lo sappiamo tutti, specie con la Libia, collusa, sì, collusa. Un rapporto diplomatico assolutamente strano, strambo. Ebbene, Gianluca è andato a lavorare come tanti altri in Libia, quella stessa Libia che ci ha visti in altri tempi invasori, in altri tempi collaboratori, in altri tempi vittime, spesso vittime, direttamente o indirettamente, della follia del satrapo del momento, sia esso Gheddafi di memoria ormai passata, o dei suoi predecessori, o dei suoi piccoli ras, o dei suoi complici internazionali nel terrorismo, non ce lo scordiamo, anche quello. Bene, Gianluca in questo momento rappresenta paradossalmente meglio di tutti gli altri, rappresenta l'Italia, quella Italia che non si arrende, quella Italia che vuole lavorare, quella Italia che non si ferma di fronte alle prime difficoltà, quella Italia che non chiede, non dice, come spesso si sente e spesso purtroppo dalla parte meridionale di questo Stato, purtroppo adesso anche più su, il lavoro ce lo devono portare. Chi ce lo devono portare? Il lavoro non si costruisce con un decreto, il lavoro si va a cercare. Ebbene, lui lo è andato a cercare e ha trovato questa triste storia sulla sua strada. Noi gli auguriamo veramente di cuore di tornare presto tra di noi. Io non lo conosco Gianluca, non conosco la sua famiglia, ma sento già di volergli bene perché è mio fratello che sta soffrendo più di tanti altri.